Da Dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia, oggi vi mostro qua un caso di 6 impianti dentali con ricostruttiva ossea e denti che sono linea premium in composito montati sopra questi impianti. Lo vediamo dopo la sigla. Ecco, questo è il caso risolto. Una paziente che soffriva di parodontite in stadio avanzato, diffuso, questa era la situazione di partenza, un sorriso molto scuro, denti spaziati che si erano spostati, dietro non c'erano più i molari e la bellezza di un sorriso che ormai è andata via. Quello che abbiamo proceduto con l'equipe è stato andare a rimuovere le radici presenti nella bocca e sostituirle con un'arcata montata su 6 impianti, arcata superiore, 6 impianti, arcata inferiore, andando anche a ricostruire l'osso. Questo è il prima, da un lato e dall'altro. Questa è la foto frontale. Guardate il tartaro che si era attaccato sulle radici, i denti mancanti nella parte posteriore. La paziente aveva più anche un sorriso gengivale, un cosiddetto gummy smile. Abbiamo proceduto a tagliare parte dell'osso della gengiva nella parte superiore. Vedi come in questa foto si vede bene che la bocca è collassata, i denti non sono più in questa posizione, ma la bocca, avendo perduto i settori posteriori, è collassata, i denti hanno fatto così e va a toccare con i denti praticamente quasi sul palato. Quello che bisogna fare è il processo inverso, andare non solo a togliere i denti, tagliare delle radici, ma ridare altezza a tutta la bocca. Questa è la visione dei denti dall'alto, che sembrano avere molto osso attorno alle radici, ma se andiamo a vedere la radiografia, l'osso è ai minimi termini, sia arcata superiore che inferiore. E in più i seni mascellari nella parte superiore hanno veramente pochissimo volume di osso. Quindi abbiamo proceduto alla ricostruttiva, posizionamento impianti e posizionamento dei provvisori. Questi sono i denti provvisori dopo la chirurgia. Qua puoi vedere che la gengiva è stata regolarizzata, abbiamo già posizionato i denti almeno fino ai secondi premolari. Queste sono le varie angolazioni e questo è il sorriso da un lato e dall'altro, e questa è la porzione frontale. Andiamo adesso a vedere quella che è la protesi definitiva. Abbiamo proceduto qua a rimuovere anche un altro po' di osso. Questa è la vista della radiografia con gli impianti dentali. Vedi che non abbiamo caricato tutti gli impianti dentali. Dopo la chirurgia solamente gli impianti con più stabilità, e se tu vai a vedere quell'impianto centrale che non abbiamo caricato dopo all'ultima fase, stava proprio in una zona dove c'era pochissimo osso, lo vedi nella lastra a sinistra, nell'attacco a sinistra, e abbiamo preferito non caricare subito quell'impianto. Pure quelli posteriori, perché abbiamo ricostruito l'osso, abbiamo preferito quelli posteriori tenerli sommersi e solo dopo mesi che l'osso era integrato abbiamo proceduto a caricare gli impianti. La paziente comunque è tornata a casa con i denti avvitati fin dal primo viaggio, e questo è il sorriso, il risultato finale, veramente un ottimo risultato.